È un interesse internazionale. Firenze è stata la prima per dire a chiederci la delibera perché sicuramente diciamo, l'aspetto è uguale di tutti i centri storici importanti. Non solo in Italia, la delibera antipacottiglia ha compiuto un anno attirando interesse anche al di fuori dei confini nazionali. Si tratta di quel provvedimento con cui il Comune ha posto un argine al proliferare di attività commerciali di scarso livello nelle zone di maggior pregio di Venezia città. La delibera non può essere retroattiva, non si possono cioè chiudere negozi di pacottiglia già aperti, ma dalla sua entrata in vigore un anno e un mese fa non si possono e non si potranno aprire nuovi negozi se non con determinate caratteristiche di decoro e di utilità per i cittadini. A Venezia hanno aperto circa 130 attività nuove. Delle 130 attività nuove devono sostare nella nuova delibera e quindi significa che devono rispettare codici Ateco ben precisi, con norme di qualità, di decoro per Venezia. L'artigianato è entrato con forza di nuovo nelle zone principali di Venezia, dove abbiamo avuto tantissime nuove aperture. Secondo l'assessore Sebastiano Costalonga, ideatore del provvedimento, le nuove aperture di negozi dell'ultimo anno testimoniano come la delibera antipacottiglia non ha nuociuto al commercio cittadino né ha alzato il livello e ha anche fermato quell'attività di continui cambi di proprietà di negozi che erano un lasciapassare per diverse infrazioni. L'evasione era altissima e nella delibera si vede benissimo come interviene in maniera proprio forte. Passiamo con una riduzione del 90% in meno di attività apri e chiudi. Non possono più fare apri e chiudi perché una volta che chiudono non possono più riaprire perché devono sottostare al regolamento, quindi sono stati fregati.